Omicidio a sfondo passionale a Musile di Piave, un italiano ha sparato ad un marocchino sconvolgendo la cittadina. Sono state dimesse oggi le due ragazze di Marghera ricoverate in stato comatoso per aver ingerito un mix di alcol e droga ad un rave party. Celebrazioni della Madonna della Salute dedicate alla peste del 2012, la disoccupazione sempre più in crescita. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia. Sparatoria ieri sera a Musile, in via Marcon. La tranquillità della cittadina è stata sconvolta da uno sparo. Un cinquantenne di Fossalta ha sparato ad un marocchino di 26 anni residente in zona. Ha estratto l'arma e ha esploso il colpo senza dire una parola. L'uomo è stato colpito al petto, poco lontano dall'ufficio postale, ma ha avuto la forza di chiamare i carabinieri e dare l'allarme. Subito soccorso dai sanitari del SUEM, non è apparso in condizioni di salute preoccupanti. Sulla vicenda indagano i carabinieri e non è escluso che dietro il folle gesto ci siano motivazioni passionali. E un altro fatto di cronaca grave: oggi a Venezia è stata messa a segno una rapina ai danni della filiale del Banco San Marco ad Orsoduro. Un uomo con accento veneto, con occhiali scuri e un berretto da baseball, ha fatto irruzione nell'istituto di credito e ha minacciato con un taglierino il cassiere. L'impiegato non è stato veloce ad aprire la cassaforte e allora il rapinatore ha scavalcato il bancone e si è aperto da solo la cassa blindata, prendendosi 1 migliaio di euro e poi è fuggito. La squadra mobile sta indagando. E ancora un'altra notizia di cronaca nera: domenica si è sfiorata la tragedia per due ragazze di Marghera che, cercando lo sballo, sono finite in stato comatoso. Sono state dimesse dall'ospedale di Treviso e ora gli investigatori stanno indagando sul mix micidiale di droghe e alcol che hanno assunto. Dimesse stamane dall'ospedale Cafoncello di Treviso due ventenni di Marghera rimaste vittime di un micidiale mix di alcol e droga durante un rave party organizzato in un noto locale di Zerman. Si è sfiorata la tragedia, la provvidenziale telefonata di uno degli amici delle due ragazze ai carabinieri ha sventato il peggio. Sono state trovate dai militari svenute tra il loro vomito all'alba di domenica a 2 passi dalla stazione dei treni di Mogliano. Soccorse dal 118 e portate nell'ospedale trevigiano, sono state subito sottoposte alla lavanda gastrica. Si attendono i risultati degli esami, ma secondo i sanitari è quasi certo che le due ventenni hanno assunto droghe sintetiche allucinogeni, quasi sicuramente chetamina, che mescolati con superalcolici hanno ridotto le ragazze in stato comatoso. Alcuni testimoni già sentiti hanno riferito che il gruppetto di cui facevano parte le due malcapitate avrebbe abusato di alcol e droghe fino allo sfinimento. Alla vista dello sballo finito male, gli amici si sono dileguati, ma uno di loro, agitato anche se su di giri, ha avvertito fortunatamente i carabinieri. È stata una giornata ricca di cronaca in tutto il triangolo Patreve. 2 arresti nella Marca tra i 6 eseguiti per il sequestro lampo del cassiere di Berlusconi Giuseppe Spinelli. Il ragioniere, lo ricorderete, che teneva la contabilità dei compensi per il Bunga Bunga, pagando le olgettine, e che riceve un compenso di 13.000 euro al mese. Nella notte tra il 15 e il 16 ottobre 3 persone lo hanno aggredito mentre stava varcando la soglia di casa a Bresso, a Monza, mentre altri 3, di cui 2 italiani, sono rimasti fuori. Sono scattate le manette per 2 albanesi, Laurek e Iljarek Stanco, il primo di 39 anni, residente a Montebelluna, e il secondo di 33 anni, residente ad Asolo. Il gruppo, una banda mista di albanesi e italiani, con a capo un barese, in cui gli extracomunitari erano la manovalanza, voleva vendere per 35 milioni di euro a Berlusconi documenti compromettenti riguardanti il lodo Mondadori. I sequestratori sono rimasti con Spinelli e la moglie dalle 22 alle 9 del mattino, ossia fino a quando sono riusciti a parlare con Berlusconi al telefono. Ancora un'altra notizia di rilevanza nazionale: è stata eseguita una perquisizione anche nella provincia di Venezia nell'ambito dell'operazione scattata oggi in tutta Italia contro la pedopornografia. La polizia postale della Campania ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare e ordinato perquisizioni in Campania, Umbria, Lazio, Lombardia, Liguria e Veneto. L'operazione Nessun Dorma è partita da Salerno e ha portato alla scoperta di un archivio di oltre 5 milioni di file di immagini e video di bambini torturati, anche di neonati. Gli investigatori non escludono che alcuni possano anche essere morti per le sevizie subite.
E cambiamo argomento. Dopo le manifestazioni promosse nell'ambito della giornata dello studente europeo, non si ferma la protesta nelle scuole veneziane. Sarà una settimana calda di assemblee e autogestioni in attesa dell'arrivo del ministro del welfare Fornero, che oggi è stata contestata anche a Trento e che dovrebbe arrivare venerdì. Settimana calda per gli studenti degli istituti superiori a Venezia e Mestre dopo le notti bianche di sabato. Ogni giorno potrebbe essere buono per un'autogestione nei licei Stefanini, Franchetti, Bruno e forse anche al Pacinotti. Potrebbe scattare anche l'occupazione, anche se è meno probabile perché è la forma di protesta più estrema, lascia fuori insegnanti e personale non docente e non trova sempre il consenso tra i ragazzi. L'obiettivo degli incontri della settimana è la preparazione della manifestazione di protesta per contestare il ministro del welfare Elsa Fornero, il cui arrivo a Venezia è previsto per venerdì 23 novembre. Al Gritti l'autogestione è finita, ma i preparativi continueranno al di fuori dell'orario scolastico. Sono soprattutto gli studenti medi della rete che si stanno mobilitando. Al liceo artistico statale di Venezia conclusa l'occupazione e anche le operazioni di pulizia delle pareti dai graffiti, riprenderà l'attività di cogestione. Mobilitata la questura la Digos per venerdì, l'arrivo della Fornero rischia di innescare forti tensioni in città, come è accaduto a Napoli. Potrebbero mobilitarsi anche i centri sociali e Venezia potrebbe diventare una polveriera. E intanto non si placa la polemica per i 100 milioni di euro stanziati per la costruzione del porto d'Altura a Venezia. Alle proteste di Genova si è aggiunta Trieste attraverso l'esponente del PD Deborah Serracchiani. La leader del Partito Democratico friulano ha criticato il presidente della regione Friuli, Tondo, per quello che ha definito un inaccettabile silenzio sulla vicenda. Il governatore della regione Friuli, secondo la Serracchiani, dovrebbe contattare i parlamentari e concordare una linea comune a difesa del porto di Trieste. È incredibile, ha tuonato la militante del PD, che debba essere la sola Genova a denunciare il modo in cui Venezia è stata favorita a danno degli altri. Vale anche per la Serracchiani la risposta al vetriolo di Paolo Costa, presidente dell'autorità portuale di Venezia, che ha riservato nei giorni scorsi a Genova, ha accusato tutti di ignoranza. Chi contesta il porto offshore, ha detto Paolo Costa, non conosce esattamente come stanno le cose. È stato previsto perché il porto offshore perché con l'entrata in funzione del MOSE le bocche di porto si restringeranno e non lasceranno più passare le grandi navi dirette al terminal passeggeri a Porto Marghera, quindi significherebbe chiudere il porto di Venezia. Per questo i 100 milioni sono legati ai finanziamenti per il MOSE. E cambiamo argomento, parliamo della Madonna della Salute. Giorni di pellegrinaggio nella Basilica della Salute dell'Onghena a Venezia, al centro delle preghiere dei fedeli, sempre numerosissimi a questa grande celebrazione religiosa della tradizione veneziana. Oltre alla salute c'è il lavoro che manca sempre più. Madonna della Salute si entra nel vivo delle celebrazioni dopo l'inaugurazione del ponte votivo avvenuta sabato. Domani sera da San Marco alla Salute il patriarca Moraglia guiderà il pellegrinaggio diocesano dei giovani, un momento molto sentito che attira ogni anno centinaia di ragazzi dal patriarcato. E per Francesco Moraglia si tratta della sua prima festa della salute e il momento clou sarà il 21 novembre alle 10, quando sarà celebrata la messa solenne nella splendida Basilica dell'Onghena. Ogni anno la città rinnova l'antichissimo voto con una fortissima partecipazione popolare. Nel 1630 Venezia era alle prese con la terribile epidemia della peste che stava decimando la popolazione e la chiesa venne eretta come ringraziamento per la fine della pestilenza. Dal 2008 la società, anche quella veneziana, è alle prese con un'altra peste, quella della crisi e della disoccupazione. Lo ha ricordato anche Angelo Scola negli anni scorsi e ne sta parlando l'attuale patriarca in questi giorni. Un giovane su 4 è senza lavoro e solo un occupato su 2 ha un lavoro stabile. Lo ha ricordato anche la presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, annunciando che sarà presente alla messa solenne. E ora una manciata di secondi di pubblicità, rimanete con noi. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it. E ora altre notizie dal triangolo Padova-Treviso-Venezia. Cominciamo da Venezia, parliamo di toponomastica.
Milano a caccia di nomi più o meno illustri per vie e piazze. Le ultime intitolazioni riguardano la giornalista uccisa in Somalia Ilaria Alpi, la scrittrice ebrea Etty Hillesum morta ad Auschwitz, la moglie di Giovanni Falcone Francesca Morvillo. Tra i papabili ci sono adesso i milanesi Luisa Meneghelli e Mario Pezzuto. Si troverà un nome anche al teatro? Domenica 25 novembre, giornata speciale dedicata agli sposi in Villa Cazzane Martin a San Bruson di Dolo. In mostra dalle 10 alle 19:30 tutto ciò che riguarda il fatidico evento delle nozze, dalle bomboniere agli abiti, dai fiori ai gioielli, compreso un fondamentale mini corso di galateo del matrimonio. L'ingresso a Sposi in Villa è libero. E ora andiamo nella Marca Trevigiana, che è letteralmente presa d'assalto dai ladri. 300 furti in 2 settimane, un bottino complessivo di oltre 1 milione. La Marca è sotto assedio con un'escalation di colpi che ha portato i carabinieri a controllare circa 500 persone e 350 mezzi. Almeno una decina i comuni bersagliati dai ladri, tra questi Cappella Maggiore, Tarzo, Preganziol, San Polo di Piave, dove è stata svaligiata persino la sede dei carabinieri in congedo. Settimana della sicurezza stradale a Castelfranco. L'iniziativa, promossa da Confartigianato, coinvolge 4 centri di revisione dove fino a sabato 24 novembre sarà possibile eseguire un check-up gratuito della propria autovettura, complessivamente una quarantina di test. I dati raccolti saranno resi noti domenica 25 a un convegno sulla sicurezza stradale. E infine andiamo in provincia di Padova, dove, che se ne dica, le città sembrano sempre più a misura di anziano. Autunno denso di movimento per gli over 60 di Piove di Sacco. Il comune ha predisposto per loro 2 iniziative: ginnastica in palestra 2 volte la settimana nelle 4 frazioni e attività motorie, o meglio ginnastica dolce in acque termali, da tenersi nelle piscine di Abano e Montegrotto. Le iscrizioni sono aperte, telefonare allo 049 97 09 111. Albignasego può fregiarsi del titolo di città. La domanda presentata a marzo dal sindaco Massimiliano Barison è stata esaudita dal presidente Giorgio Napolitano. I numeri c'erano tutti. Albignasego è infatti il secondo comune della provincia per abitanti, quasi 25.000, e vanta inoltre una storia risalente a prima del 1000, cerimonia ufficiale il 1° dicembre. Previsioni del tempo, vediamo cosa ci riserva il tempo nei prossimi 4 giorni. Oggi è stata una giornata piovosa. Tempo all'insegna della variabilità. Mercoledì bello, ma correnti umide sud-occidentali sono in agguato nel fine settimana. Martedì 20 novembre, molto nuvoloso ma non piove, visibilità ridotta nelle ore più fredde, bora moderata sulla costa, minime in diminuzione, massime in aumento, mare mosso. Mercoledì 21 novembre, sereno o poco nuvoloso, foschie e nebbie in pianura, ventilazione da nord-est sulla costa. Minime in calo, massime stazionarie, mare da mosso a poco mosso. Giovedì 22 novembre, nuvolosità compatta ma innocua, minime in ripresa, massime senza variazioni. Venerdì 23 novembre, molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni, temperature stazionarie comprese fra gli 11 e i 14 gradi. La marea di martedì 20 novembre è normale, la massima alle 4 60 cm, la minima alle 10 e 15 30 cm. E prima di lasciarvi vi mostreremo una controcopertina dedicata al coro femminile Eufonia, che ha festeggiato i suoi 10 anni di attività con un concerto che ha mescolato brani classici e canzoni popolari, musica antica e contemporanea e tanti splendidi gospel, come quello famosissimo che andiamo ad ascoltare. Con questo io intanto vi saluto, vi ringrazio per averci scelti, buon proseguimento e buona serata.